Finalmente ci siamo, è stato trovato l'accordo sull'attesissimo decreto rilancio. Per farvi capire quanto tempo ci abbiamo messo, all'inizio doveva chiamarsi decreto aprile, poi non ce l'hanno fatta per aprile e l'hanno chiamato decreto maggio. E in vista probabilmente al fatto che non sarebbero riusciti a finirlo entro maggio, l'hanno chiamato decreto rilancio. E-Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. In questo video ci soffermeremo sulle principali misure economiche che sono state stabilite. A fine video ci sarà anche una mia considerazione e un annuncio, quindi rimanete fino in fondo. In primo luogo è stata stabilita la sospensione del pagamento dell'IRAP per quelle imprese che hanno un fatturato inferiore ai 250 milioni di euro. Se non sai che cos'è il fatturato e che cosa sono gli utili, c'è un video qui in alto a destra. Sarebbe anche interessante fare proprio un video a sé sull'IRAP per spiegare che cos'è, come funziona, eccetera, perché è una delle imposte più controverse mai approvate. Se lo volete, scrivetemelo nei commenti. Attenzione però perché si tratta della cancellazione della rata di giugno, ma questo non significa che questi soldi non andranno pagati, semplicemente viene spostato il pagamento a date successive. I famosi 600 euro, misura prevista per liberi professionisti, coltivatori diretti, artigiani, commercianti e altre categorie, verranno normalmente erogati. Questi 600 euro fanno tecnicamente riferimento al mese di aprile, infatti questa misura doveva uscire in aprile, poi è stata rinviata, quindi i soldi che arriveranno in maggio sono riferiti al mese di aprile. Successivamente sono previsti ben 1000 euro per quei liberi professionisti aventi partita IVA che hanno un reddito che si è ridotto di almeno il 33%. Ho spiegato più nel dettaglio questa misura nel video che trovate qui in alto a destra. Ad ogni modo, quel 33% ha come parametro i mesi di marzo e aprile 2019, quindi il 2020 rispetto al 2019, nello stesso periodo, stessi mesi. Viene poi realizzato, come già previsto, il reddito di emergenza, che andrà ad aiutare più di 1 milione di famiglie, non sono poche. L'importo per questa misura oscilla tra i 400 e gli 800 euro per ogni famiglia. E l'importo dipende da quanto è numerosa quella famiglia, quante persone sono all'interno del nucleo familiare. Verrà erogato in 2 tranche, quindi in 2 momenti diversi. I requisiti per accedere a questa misura sono la residenza in Italia obbligatoria, il reddito della famiglia non deve superare il reddito di emergenza, il patrimonio mobiliare della famiglia non deve essere superiore a 10.000 fino a un massimo di 20.000 euro e un ISEE inferiore a 15.000 euro. Ai lavoratori domestici, come ad esempio colf e badanti, verrà riconosciuto un bonus di 500 euro per i mesi di aprile e maggio. Questo solo se avevate uno o più contratti come lavoratori domestici al 23 febbraio, con una durata complessiva del contratto settimanale di più di 10 ore, mi raccomando, e l'importo sarà di 500 euro. In questo decreto è stato ampliato anche il cosiddetto ecobonus. Di cosa si tratta? Se fai un lavoro di ristrutturazione e riqualificazione energetica della tua abitazione o del tuo immobile, allora avrai diritto a una detrazione sulle imposte nel momento in cui andrai a pagare le tasse e farai la dichiarazione dei redditi. Attenzione perché si parla di detrazione e non tutti sanno che cosa significa. La detrazione non è nient'altro che quando fai la dichiarazione dei redditi devi pagare tot imposte. Bene, una percentuale di quello che hai pagato per fare la ristrutturazione ti viene scontato su questo importo. Facciamo un esempio con numeri a caso. Io ho fatto una ristrutturazione di casa mia e ho speso 8.000 euro. Ho diritto al 10% di detrazione. Di questi 8.000 euro sono quindi 80 euro di detrazioni. Nel momento in cui vado a pagare le tasse, se dovevo pagare 100, tolgo 80. Questo importo verrà scalato dall'imposta sul reddito, quindi se sei un lavoratore dipendente dall'IRPEF, mentre se sei un'impresa dall'IRES. E sicuramente in questi giorni sentirete parlare anche di sisma bonus. Funziona esattamente uguale a quello che abbiamo detto prima, però riguarda una particolare situazione, la ricostruzione dopo i terremoti, e io dico anche che era ora. Faccio una piccola digressione su questo tipo di strumenti perché secondo me è super interessante. Lo Stato ha il potere di disincentivare quelle persone che fanno determinati comportamenti che sono lesivi della collettività. Come? Aumentando la pressione fiscale su quelle persone. Ad esempio la plastic tax. Se produci troppa plastica, allora dovrai pagare di più. La stessa cosa può farla anche al contrario, verso quei cittadini che sono virtuosi, che mettono in atto dei comportamenti che sono lodevoli. Come? Scontandogli un pochino le tasse. Questo strumento, se utilizzato bene, può essere veramente utile
perché si va a incentivare un certo tipo di comportamento che è utile a tutta la collettività. Ma andiamo avanti, la ripresa dei versamenti di contributi, ritenute e IVA per i mesi di marzo, aprile e maggio saranno rinviati a settembre. Questo tipo di misura è coerente col video che ho realizzato ieri, che trovate qui in alto a destra, ovvero il problema delle imprese in questo momento non è principalmente di natura economica, ma di natura finanziaria. Un'altra cosa che interesserà molto i privati è che l'invio delle notifiche delle cartelle di pagamento è rinviato al 1 settembre. Questa consiste nell'invio a quel contribuente che non ha pagato le imposte di un agente per la riscossione. Che cosa fa l'agente per la riscossione? Esige i crediti che ha lo Stato verso quel contribuente. E come lo fa? Ad esempio vendendo un immobile di quel contribuente. Si tratta quindi di una serie di strumenti che lo Stato ha per recuperare quei crediti verso creditori insolventi. Il fatto che queste notifiche vengano fatte a settembre, quindi vengano rinviate, dà più tempo a questi contribuenti per trovare i soldi per pagare. Viene rinviato sempre a settembre l'invio di numerosissimi avvisi di accertamento. E che cosa sono? Sono quegli avvisi che dicono che l'Agenzia delle Entrate ha controllato la tua dichiarazione dei redditi e ha trovato delle cose che probabilmente non vanno bene, dei pagamenti che non sono stati fatti, e quindi c'è da accertare la tua posizione. Anche qua il fatto che venga rinviata significa che il contribuente ha tutto il tempo per comportarsi di conseguenza. Tenete presente che la materia tributaria è complicatissima, ma io ho avuto la fortuna di studiarla bene all'università, quindi se volete video di diritto tributario scrivetemelo nei commenti, io sarò molto contento di realizzarli. Veniamo ad una delle misure più interessanti in assoluto. Vengono stanziati 12 miliardi di euro, che non sono affatto pochi, per sbloccare i pagamenti della pubblica amministrazione. In questo modo si consente agli enti pubblici di pagare molti debiti che avevano accumulato. Questi debiti però devono avere 3 caratteristiche. Devono essere certi, liquidi ed esigibili. Vediamo quindi che cosa significano queste 3 parole. Certi significa che non c'è alcun dubbio sull'esistenza di quel debito. Liquidi non significa la stessa cosa che significa in economia, perché è linguaggio giuridico. Liquidi significa semplicemente di importo certo. Una volta che sappiamo che questo debito esiste e abbiamo l'importo certo e determinato di questo debito, dobbiamo controllare se è esigibile. Faccio un esempio. Se ho un'obbligazione che scade a giugno, da giugno in poi sarà esigibile, non prima. Se non sapete cosa sono le obbligazioni, il video è qui in alto a destra. La prossima misura riguarda la cancellazione della rata di giugno dell'IMU per alberghi e per stabilimenti balneari. Questo solo e unicamente se il gestore coincide con il proprietario. È poi previsto un aiuto per le piccole imprese, a fondo perduto. Come ho detto in altri video, a fondo perduto significa che lo Stato vi erogherà dei soldi e non li rivorrà indietro, non è un prestito. L'ammontare di questo contributo verrà erogato a quelle imprese che hanno meno di 5 milioni di euro di fatturato e sarà proporzionale al calo del fatturato. Questo significa che maggiore sarà il calo del fatturato, maggiore sarà il contributo che lo Stato vi verserà. Alle famiglie con un ISEE inferiore ai 40.000 euro spetta anche il cosiddetto bonus vacanze di 500 euro. Questo importo verrà riconosciuto come credito d'imposta. Abbiamo già parlato prima, è la stessa cosa identica rispetto al bonus per le ristrutturazioni e varrà solamente nel caso in cui questi soldi verranno spesi per imprese turistiche e bed and breakfast ad esempio. È valido dal 1 luglio fino al 31 dicembre. Con questo penso di aver detto tutti i principali punti di questo decreto. Aspettate un momento che ho un annuncio da fare. Questo video, vi dirò la verità, è stato registrato 2 volte, questa è la seconda. Perché la prima, registrata alle 3:46 del mattino, per fare uscire il video alle 8 del mattino. Purtroppo però c'è stato un problema tecnico, un file si è corrotto e non l'ho potuto pubblicare e mi dispiace tantissimo. Però passiamo in questo momento ai ringraziamenti. Devo veramente ringraziarvi perché in pochissimi mesi, ancora non è neanche un anno che ho aperto questo canale, siete riusciti già a farmi arrivare a un traguardo importantissimo per me, che è la monetizzazione. Però attenzione, questo non significa che nel momento in cui vedrete delle pubblicità automaticamente dovrete pensare che io guadagni da quelle pubblicità. In un certo senso sì, però quei guadagni non mi vengono accreditati subito. E questo perché? Perché i soldi derivanti da YouTube rimarranno lì finché non avrò una posizione fiscale, ad esempio una partita IVA. E questo ci tengo a dirlo perché non subito guadagnerò, non subito potrò fare delle migliorie tecniche, ad esempio comprare una videocamera eccetera, e questo perché appunto devo aprire la partita IVA, ma per farlo ho bisogno di accumulare un po' di soldi prima, perché voglio essere super sicuro.
Se vi state chiedendo quindi in che modo potete contribuire a questa situazione, io vi dico delle semplici cose. YouTube non mi dà la possibilità, ovviamente, per le linee guida di dirvi di non skippare le pubblicità, non sarebbe corretto farlo. Quello che potete fare, quello che mi piacerebbe faceste, è commentare sotto i video. Io ho notato che i video in cui ci sono tanti commenti vengono visti da più persone non iscritte, quindi mi fate veramente tanto piacere, a parte una marea, veramente sono imbarazzato per la marea di complimenti che mi fate sotto i video. Io non sono abituato a questa mole di complimenti, quindi è sempre un'emozione riceverli. Però, sul serio, i commenti fanno la differenza. Oltre ai commenti, fa la differenza anche condividere i video. Nel momento in cui condividete i video, io arrivo a un pubblico più grande. E più grande è il mio pubblico, minore è il tempo che devo aspettare prima di aprire la partita IVA. Quindi, in questo momento sono uno studente, non percepisco alcun reddito, mi piacerebbe fare questo come lavoro o comunque tenere anche questo come mio lavoro, fare 2 lavori diversi, lavoro dipendente più YouTube, che sarebbe una gran cosa. Io sono un lavoratore instancabile, si può dire, perché lavoro alle 3:46 del mattino, per dirvi. Sto facendo questi video perché mi piace tantissimo farli e alle 3:46 del mattino faccio questo, mentre il resto del giorno studio, perché sono in sessione d'esami in questo momento. Sto facendo tanti esami in questo periodo, ne ho già passati alcuni, quindi sono veramente soddisfatto della direzione che ha preso la mia vita e vorrei che continuasse in questo modo. Quindi vi prego, mettete like, commentate, condividete quelle cose che vi dicono di fare gli YouTuber, perché c'è un senso per cui vi chiedono di farlo. Lo sapevate che le monete da 5 yen e 50 yen hanno un buco? Sono praticamente delle ciambelline, come potete vedere.